Salve a tutti lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati nel lato cartaceo della forza. Quest'oggi andiamo ad analizzare il settimo e ultimo episodio di The Book of Boba Fett. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche e ringrazio naturalmente tutti i nostri spettatori, i nostri iscritti e soprattutto i nostri veri Jedi, coloro che hanno deciso di abbonarsi al canale fornendo così un supporto anche economico a Star Wars Libre Comics. Ma bando alle ciance e immergiamoci nell'analisi del settimo capitolo di The Book of Boba Fett. L'episodio si apre a Mos Espa, presso il rifugio di Gar Safuip. Qui Boba Fett, Fennec Shand, Din Djarin e i Mod si aggirano per le rovine del locale, recentemente distrutto da un attentato dei Pike, che abbiamo visto nell'episodio precedente. Il Mandaloriano è latore di buone notizie. Cobb Vanth infatti organizzerà una guarnigione in loro soccorso, a patto che il traffico di spezie cessi per sempre. Seppur riluttante, Boba Fett accetta, prima di barricarsi all'interno del rifugio su insistenza di Drash e Scud. A Mos Eisley invece Cad Bane si fa largo tra un gruppo di Java impauriti, giungendo così alla base del sindacato Pike, dove il capo locale dell'organizzazione e il sindaco Mok Shaiz complottano contro il daimyo. Qui il Duros conferma che Freetown non interverrà, mentre il Pike rassicura l'Itoriano che la tribù di Sabbipoli di cui Boba Fett faceva parte è stata massacrata incolpando i biker di Kintan, che a loro volta sono stati falciati dall'ex cacciatore di taglie. Sempre a Mos Eisley, ma stavolta all'attracco 3-5, un caccia stellare alla X-T-65B atterra presso la rimessa di Pelimotto. Inizialmente preoccupata per un'ispezione della Nuova Repubblica, la riparatrice scopre con sommo stupore che l'occupante della carlinga è in realtà Grogu, che ha scelto la cotta di maglia in Beskar in seguito al bivio proposto da Luke Skywalker nell'episodio precedente. A pilotare il veicolo vi è l'astromeccanico R2D2, incaricato di consegnare il bambino al Mandaloriano. Frattanto, Pelimotto e i suoi droidi di serie BD, Doom, MPH, R5 e WED-15 si prendono cura del piccolo, nutrendolo con dei saporiti vermi Dang. Torniamo al rifugio di Gar Safuip. Boba Fett, Fennec Shand e Din Djarin passano in rassegna la posizione dei loro uomini. Le guardie gamorreane sorvegliano l'astroporto e lo spazio clatuiniano. Black Krrsantan sorveglia il municipio e il territorio trandosciano, mentre i Mod sorvegliano il quartiere operaio e le aree degli Aqualish. Nonostante le misure di sicurezza, il droide fonditore 8D8 annuncia l'arrivo di Cad Bane, giunto indisturbato per negoziare con il daimyo per conto del sindacato Pike. Dinanzi al rifiuto dell'ex cacciatore di taglie che accusa il Duros di essere un assassino codardo e, come si suol dire, il Quacta che dà del viscido allo Stifling, Bane provoca Boba Fett, rivelandogli la verità sulla fine della tribù dei Tusken. Grazie all'intervento di Fennec, tuttavia, Boba riesce a mantenere la calma e a evitare la trappola del pistolero. Ben presto, tuttavia, la situazione precipita. Violando l'accordo stretto in precedenza, le tre famiglie criminali di Mos Espa si ribellano, attaccando a tradimento le forze di Boba Fett in tutti i quartieri. I primi ad avere la peggio sono i Gamorreani, che muoiono per mano dei Clatuiniani cadendo dalle alture della città. Vista la malaparata, il daimyo invia Fennec Shand a Mos Eisley all'ufficio osservatori del deserto per eliminare la catena di comando del sindacato Pike. Lungo il percorso la maestra assassina riesce inoltre a dare manforte ai Mod, uccidendo numerosi Aqualish e mettendo in fuga i superstiti. Frattanto le forze dei Pike circondano il rifugio di Gar Safuip. Rimanendo fedele al credo, definito da Boba Fett foraggio per Banta, Din Djarin afferma di voler restare, deciso a morire in nome dell'onore. Prima che lo scontro abbia inizio, tuttavia, il maggiordomo di Mok Shaiz, forte dell'istruzione ricevuta su Coruscant come consigliere civico per negoziazioni, mette a disposizione i propri servigi come intermediario, ricevendo istruzioni scritte dal daimyo. I termini proposti da Boba Fett si rivelano tuttavia una dichiarazione di guerra nei confronti dei Pike. Appena un istante prima che gli alieni nativi di Obadia possano folgorare il Twi'lek, tuttavia, l'ex cacciatore di taglie e il Mandaloriano fuoriescono dal rifugio a bordo dei propri jetpack, seminando il panico tra le forze nemiche.
L'effetto sorpresa, tuttavia, non è sufficiente dinanzi all'incredibile disparità di forze, così come non sono sufficienti folgoratori, dardi a razzo e dardi sibilanti. Sebbene protetti dalle loro resistenti corazze di Beskar, i due guerrieri sono sempre più vicini a soccombere sotto i colpi dei nemici. È in questo momento che giungono a bordo di un Landspeeder V-35 i rinforzi di Freetown, guidati dal Weequay Tanti. Una sorpresa, questo è certo, ma molto bene accetta. Nonostante, e forse anche a causa della sorte toccata allo sceriffo Vent, il popolo di quella che un tempo era Mospelgo ha deciso di correre in aiuto del Gotra di Boba Fett, deciso a eliminare i Pike una volta per tutte. Gli invasori vengono poi messi in fuga dall'arrivo dei mod di Black Krrsantan, che, seppur gravemente ferito, è riuscito a sconfiggere i Trandosciani da solo. La gente di Freetown canta vittoria, ma è troppo presto. I Pike hanno infatti sguinzagliato due droidi Scorpenek, evoluzione diretta dei droideca utilizzati al tempo delle guerre dei cloni. Incapaci di penetrare i loro deflettori, Boba Fett e gli alleati si ritrovano costretti alla fuga. Il Mandaloriano e il Daimyo tentano ancora una volta una strenua resistenza, ma è tutto inutile. Neppure la Spada Oscura, infatti, è in grado di attraversare gli scudi deflettori, migliorati e corretti rispetto a quelli dei droideca. Boba Fett tuttavia ha un'idea, ma per attuarla serve che Din Djarin guadagni più tempo possibile. Inseguito da uno Scorpenek, il Mandaloriano viene poi raggiunto da Pelimotto e Grogu, entrambi a bordo di un Rishaw guidato da un droide di serie Rick. Il trio si dà una fuga disperata per le strade di Mos Espa, mentre Krrsantan, i mod e la guarnigione di Freetown si rifugiano tra le rovine di alcuni edifici, con Drash e Joe ad agire come tiratrici scelte. La fuga tuttavia si interrompe ben presto, quando lo Scorpenek riesce ad abbattere il Rishaw. Sembra tutto perduto, ma un ruggito in lontananza preannuncia il ritorno di Boba Fett a dorso di Rancor, lo stesso donatogli qualche settimana prima dai cugini di Jabba the Hutt prima di tornare su Nal Hutta, cosa che abbiamo visto nell'episodio 3. Pur non riuscendo a distruggere i deflettori, il mostro riesce però a indebolirli quanto basta per consentire a Din Djarin di penetrare lo scudo e utilizzare la spada oscura per danneggiare il droide. Il Mandaloriano viene poi salvato dall'intervento di Grogu, che utilizza la forza per estrarre un bullone dallo Scorpenek e dare il tempo al Rancor di distruggerlo. Distrutto il primo Scorpenek, Boba Fett guida la bestia contro il secondo droide da battaglia, mentre i Pike battono in ritirata sotto il fuoco delle truppe del Daimyo. Sembra tutto finito, ma l'arrivo di Cad Bane, armato di lanciafiamme, spaventa il Rancor e lo induce alla fuga. Ripetendo il duello, probabilmente avvenuto quasi 30 anni prima, Cad Bane e Boba Fett si affrontano tra le sabbie di Tatooine. Prima di combattere, il Duros ammette di non comprendere l'attaccamento del Daimyo a Mos Espa, ai suoi abitanti e ai Tusken. Boba in ogni caso non è più il ragazzino che Cad Bane ha conosciuto durante le guerre dei cloni, e lo stesso Bane è ormai vecchio, avendo già oltrepassato i 70 anni. Vecchio, certo, ma non per questo più lento. Estratta la pistola, il cacciatore di taglie colpisce ripetutamente Boba Fett, avvicinandosi poi per finirlo, non prima di averlo schernito e definito un assassino, come suo padre prima di lui. Prima che Bane possa sparare, tuttavia, il clone alfa estrae il bastone Gaffi, o Gaderfi nome completo, e con una rapida mossa trafigge il Duros, lasciandolo a terra esanime. Cad Bane sembrerebbe dunque morto, ma potrebbe non essere così. Le spie del suo respiratore infatti paiono lampeggiare ancora. Nel frattempo il Rancor semina il panico in città, arrampicandosi sui palazzi più alti come se fosse uno Zillo Beast, e Din questa volta a tentare di cavalcarlo, senza successo. Al contrario, il Mandaloriano rischia di essere divorato dalla belva e riesce a salvarsi soltanto grazie all'armatura in Beskar e al lanciafiamme. È a questo punto che Grogu sfugge a Pelimotto e al maggiordomo di Mok Shaiz e, come già fatto in passato da Anakin Skywalker, Kanan Jarrus ed Ezra Bridger, utilizza la forza per placare e addormentare il Rancor, prima di coricarsi al suo fianco e fare lo stesso. Il pericolo è scampato, la guerra è finita e Mos Espa è in pace. Nel frattempo a Mos Eisley, presso l'ufficio osservatori del deserto, il capo dei Pike annuncia a Mok Shaiz, a Doc Strassi, a Garfalaquox e al boss della famiglia clatuiniana che il sindacato abbandonerà Tatooine, vista l'eccessiva ostilità dei locali. La discussione tuttavia si interrompe bruscamente quando il gruppo ode alcuni colpi di folgoratore.
Le guardie cadono una a una, seguite dai gangster delle famiglie criminali. Mockshades tenta la fuga ma viene colto di sorpresa da un cappio e impiccato. A sua volta il capo dei Pike cerca di fuggire ma viene pugnalato alle spalle da Fennec Shand, giunta finalmente a Mos Eisley per eliminare il problema alla radice. Si ritorna dunque a Mos Espa. Boba Fett e la maestra assassina si fanno strada per i vicoli della città, accolti dalla riconoscenza e dal rispetto degli abitanti che regalano loro dei Meiluran. Il daimyo, accettato il dono, lo consegna a Krrsantan, accompagnato dai mod e dal droide acchiappatopi di serie LEP già visto nel capitolo 4. A pensarci bene, forse il clone Alpha non è tagliato per guidare Tatooine, ma se non lui, chi? Ci troviamo ora nello spazio aperto. Grogu e Din Djarin si trovano a bordo del caccia N1 ricostruito da Pelimotto nel capitolo 5. Con il suo solito fare un po' capriccioso, il piccolo richiede, quasi come se si trattasse di una giostra, che il Mandaloriano esegua una brusca accelerazione. Preso per sfinimento, il guerriero accetta, mentre i due volano verso nuove avventure. Sembra che sia finita qui, ma così non è. C'è infatti una scena dopo i titoli di coda, ambientata all'interno del palazzo di Boba Fett. Qui Cobb Vanth, gravemente ferito ma sopravvissuto al duello con Cad Bane, sta subendo un trattamento curativo all'interno della vasca di Bacta del Daimyo, mentre il modificatore che ha già salvato la vita a Fennec Shand nel capitolo 4 si appresta a operarlo. Che sia il vago presagio di una seconda stagione? Il video di oggi finisce qui. Io naturalmente spero che vi sia piaciuto e vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Come al solito, un ringraziamento ai nostri spettatori, ai nostri iscritti e soprattutto ai nostri veri Jedi, coloro che hanno deciso di abbonarsi al canale sostenendoci anche economicamente. Detto questo, io vi auguro come al solito buone letture Star Warsiane e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao!